alla violenza bruta e sanguinosa. Giuliano voleva qualche impresa di una bontà gentile e generosa, dalla sua fama fino in cielo esa, e si parlava andare con caloro, dello so cuore buono tutto a coro. Da dure con granizia e con decoro aiutava le povere davvero e le trattava come frate e soro. Mentre era con le ricche tanto ferro che sparteva denaro in quantitati ad orfani di vito e malati. Poi navi tenenti mi mangiati e c'è con una assai quasi squisiti, a dirci ce la vai in socco bramati e ve le porta a voi che fama viti. Dici a Giuliano a cui beneficava e denaro e mangiare ci portava, e come un giustiziere praticava, di giudice e carnefici faceva, o delle poverette approfittava, la sua condanna sicura l'aveva, e la giustizia so per primo prova un giochiere chiamato Terranova. Esso c'aveva frumento, pasta ed ova e con l'usura a credito venneva, azzeccando così pungente chiava alle creanti poveri che aveva e guadagnando lo 1000% quando venneva un chilo di frumento. Quando sappe sto fatto un tal momento, tu Giuliano ci fece lo conto, lo assassinavo, beazza senza stento. Che la sentenza c'è leggiato punto. Dopo che una preghiera recitavo, con lo samita lo giustiziavo. A un certo nato critica rubavo, una vacca un poveretto e se ne io da cenno Giuliano mi mannavo. A corpa di pistola lo finivo, e a taglio lo cadavere decreti, lasciavo 4 parole chiare scritte. 4 sulle parole scritte, ma significativo assai di fatte. Giuliano, non roba malaffletti, però le ricche sì, quando ci ammatti. Che cosa più leggevo tale biglietto, pensavo che lo safari era corretto. Ma lasciamo l'altro da vacca e pigliamo l'ufficiale postale di Montelepi. Aver avuto spesso lo difetto di ingannare le gente un gutto, sto tale turabate poco retto viene ammazzato come un farabutto. Tu Giuliano ci fece la festa con un corpo di pistola nella testa, e chi su fece una fine funesta che essendo ufficiale della posta s'approfittava con una mossa lesta. Sopra certi denari mise in sosta, che mannati di gente paesani, emigrati in da terra assai lontani. Per questo motivo tu ammazzavo dentro l'ufficio stesso. Giuliano era un giustiziere, ma allo stesso tempo un cuore generoso. Ogni giorno che guardava avanti ai cani, con lo so cannocchiali visti infini, due piccerini figli di verdani che piangevano forte le meschini. Tu Giuliano si ci avvicinavo e conto di due canto domandavo. Un brigante le soldi ne rubavo, una delle caruse rispondevo, le soldi che mia madre ne affidavo, per accattare la spesa, santo Dio. Erano 4.000 ruttelini e non potevo alla potia e chiughiri. Tu si commovevo sentendo tiri. Le caruse avevano a tornare senza la spesa e con dispiacere paviti ci ha rubato le denari. Peccavo la mano dalla sua sacchetta e ci desi i denari in tutta fretta. Tornate a vostra madre che vi aspetta, ide tranquilli per la strada tutta, che guai a come fa corchetta chetta. Alla pistola mia le mendo sotto,
Palito pizzerite se nero, sorridente e felice per davvero. Avete visto che era Giuliano, non era chi sul brigante ferro, che tremare faceva un po' di separo, con le superbe spietato e severo. Generoso cocco in avia denaro, ma fu magari un ladro gentile uomo. Per qua costava che fa, ma lo sanno.